L'Assemblea di Veneto Banca dà il via libera all'azione di responsabilità contro gli ex vertici dell'istituto. Gentili telespettatori, buonasera dal telegiornale del Veneto. Sì, quindi all'azione di responsabilità nei confronti degli ex vertici di Veneto Banca. La decisione è stata presa nell'assemblea dei soci che si è tenuta a Venigazzu di Volpago del Montello, nel Trevigiano. L'azione per il dissesto dell'istituto di credito riguarderà anche l'ex direttore generale Vincenzo Consoli. Alessia Piovesan. A larga maggioranza i soci hanno detto sì, il 99,99% ha voluto dare il via all'azione di responsabilità all'istruttoria prevista dal Codice Civile contro gli ex vertici di Veneto Banca. È la prima volta che accade in Italia nel mondo bancario. Il CDA, il collegio sindacale in carica fino al 26 aprile 2014 e l'ex direttore Vincenzo Consoli ora agli arresti domiciliari. Ecco contro chi l'azione. La mala gestio è emersa dalle 40 posizioni esaminate, i fidi più consistenti, pochi rispetto al totale. Quelli che raccontavano meglio forse e di più su come si gestiva la banca. Troppe le anomalie messe in fila a partire dalla compravendita delle azioni e poi operazioni compiute all'insaputa del CDA in conflitto di interessi, finanziamenti concessi senza controllo, anomalie in assunzioni e retribuzioni oltre all'acquisto di beni. A parte il Fondo Atlante, azionista di maggioranza, tanta delusione tra i vecchi soci ora azionisti. Questa azione di responsabilità è una cosa valida ma non porta da nessuna parte, basta. Non c'è niente di positivo. Dovrebbe dal mio punto di vista essere ancora più mirata, più profonda, come ha detto qualche azionista. Questi soci verranno ristorati, quanto verranno ristorati? In assemblea anche l'ex presidente di Veneto Banca Beniamino Anselmi, che si è appena dimesso restando però nel CDA. Si arriverà a un risultato anche di giustizia? Ma io penso proprio di sì, è indispensabile, guai non credere nella giustizia, altrimenti cosa siamo qui a fare? Faccia solo una promessa se può. Tavoli di conciliazione, li attendono da troppo tempo. Io penso che queste sono le settimane cruciali di lavoro, però io mi auguro che sia una cosa sollecita. Poche settimane? Penso di sì. E sull'assemblea di oggi ascoltiamo il nuovo presidente di Veneto Banca, Marco Lanza. Azione di responsabilità, ma solo 40 le posizioni esaminate. Poche, dicono i vecchi soci. Non sono poche, è che semplicemente l'azione di responsabilità richiede un'approvazione da parte dell'Assemblea ed è l'inizio di un iter. Quindi guarderete le responsabilità anche dei revisori? Responsabilità di tutti. Lei è il quinto presidente in pochi mesi e segue Beniamino Anselmi che ha dato le dimissioni. È venuto a fare anche il lavoro sporco, i tagli al personale e tutto il resto. Il dottor Anselmi ha una sensibilità sociale elevatissima. Ma vorrei dire che il Consiglio d'amministrazione di cui facciamo parte ha una sensibilità sociale assolutamente uguale. Può essere espressa in maniera diversa, ma non è che adesso sono arrivati i cattivi. I soci attendono i tavoli di conciliazione, non vogliono più aspettare. I tavoli devono essere compatibili con la situazione economica e patrimoniale della banca. I soldi non ci sono. Se lei mi chiede di rimborsare tutte le perdite, la risposta non c'è bisogno che gliela dia io, no? È tutto, buona serata.